Era questo il luogo dove si poteva parlare di medicina del futuro in maniera così importante e approfondita. La qualità dei relatori è stata assolutamente di primo livello, a livello mondiale abbiamo sentito portare tesi, pareri, idee per il futuro che sicuramente faranno crescere la sanità non solo in Italia ma anche nel mondo grazie al lavoro fatto in questi giorni. Quindi un momento di altissimo confronto, un momento per guardare avanti alla sanità del futuro, un momento per tracciare quello che dobbiamo fare, io parlo da legislatore, da programmatore, quello che dovremo fare nei prossimi anni per garantire, in questo caso parlo del Veneto, una sanità all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Posso chiederle il passaggio di questi giorni che l'ha colpita di più? Sicuramente quello dell'intelligenza artificiale a supporto delle scelte dei medici nei confronti dei cittadini. È una cosa che guardiamo con sospetto, anch'io guardo con sospetto all'intelligenza artificiale, ma sentirla spiegare da chi la utilizza già per fare diagnosi, per incrociare dati, per riuscire a dare la giusta diciamo, cura alle persone mi ha fatto aprire gli occhi per un mondo che appunto sicuramente può utilizzare le tecnologie e in particolare nuove tecnologie che saranno molteplici, dalla telemedicina agli ospedali a distanza, alla possibilità di fare operazioni a distanza che sicuramente rivoluzioneranno, scusate, il modo di curare i cittadini e i pazienti nel prossimo futuro.